un dato per tutti: nell'ultimo quinquennio le entrate a libera destinazione, ossia quelle che la Regione Veneto di solito usa per quelle che sono le attività politiche, per i veneti, per le famiglie, per le imprese, per le associazioni, il volontariato eccetera, sono ridotte di quasi 700 milioni. Si passa da 1 miliardo e 600 milioni 2010 a 930 milioni 2016, quindi di fronte a un bilancio così esiguo e drammaticamente ridotto all'osso non abbiamo potuto far altro che ridimensionare, ridurre, razionalizzare, però nello stesso tempo tenere la barra dritta su quelle che sono le evoluzioni e le dinamiche socio-economiche del Veneto negli ultimi anni. Quindi il sociale in primis è stato quello che ha avuto diciamo, un elemento che caratterizza in più importante, perché è dovuto per le famiglie appunto in difficoltà. Intanto abbiamo applicato una disposizione prevista dal 118 che è la gestione provvisoria, che si differenzia dall'esercizio provvisorio perché è molto più striminzita e soprattutto va a cogliere, va a pagare solo tutte quelle pendenze che ci sono per non arrecare danno all'ente regione, quindi che non arrechi assolutamente nessun danno, per cui sto parlando di spese della sanità piuttosto che dipendenti, piuttosto che pagamento dei mutui, degli interessi eccetera. Quindi questa è la gestione provvisoria. Dalla metà di gennaio ci saranno comunque le audizioni, pensiamo di passare con le audizioni in una settimana, la settimana successiva portare i pareri nelle varie commissioni per arrivare all'ultima settimana in Consiglio regionale ed approvarlo. Approvarlo vuole anche dire chiudere appunto questa gestione provvisoria, dare un messaggio importante perché si liberano a disposizione le risorse del bilancio 2016 per i cittadini e per i veneti, ma ancor più vuol dire liberare quel famoso 1,1 miliardi che oggi è fermo alla tesoreria diciamo regionale e che può essere utilizzato immediatamente dopo l'approvazione del bilancio per pagare imprese, enti e quanti sono oggi in attesa appunto di questa boccata d'ossigeno che rimetterà in circolo 1,1 miliardi, ripeto non sono bruscolini, metterà in circolo economia, investimenti, programmazione, ma voglio dire anche lavoro.